Via libera della Giunta regionale alla sottoscrizione dell'accordo con le banche convenzionate finalizzato alla sospensione delle rate dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese agricole interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le zone a cavallo della provincia di Udine e Gorizia il 16 e 17 novembre 2025. Il provvedimento dà attuazione all'ordinanza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ha riconosciuto tali eventi come causa di forza maggiore, consentendo ai titolari di mutui legati alle attività agricole svolte nei terreni colpiti di richiedere la sospensione delle rate fino alla durata dello stato di emergenza. L'accordo riguarderà i finanziamenti erogati attraverso il Fondo di rotazione regionale per il settore agricolo e consentirà la sospensione delle rate in scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre 2026, con il conseguente slittamento dei piani di ammortamento per un periodo corrispondente alla sospensione concessa. È stata una delle cose che abbiamo chiesto già da subito dopo l'evento catastrofale. Chiaramente c'erano i tempi tecnici che la Regione aveva necessità per mettere in atto questa agevolazione, che sicuramente è veramente utile. Ancora una volta la Regione, soprattutto l'assessorato all'agricoltura, risponde alle esigenze del comparto e dimostra grande vicinanza. E adesso chiaramente mancano gli ultimi dettagli, se si può dire così. Sì, no, io penso che poi era impossibile attivarla già da subito, si aveva chiesto già ad esempio per le scadenze di dicembre 2025, però chiaramente c'è tutta una serie di documentazioni e iter da rispettare e devo dire che aver fatto per tutto l'anno, quindi per quest'anno, dare questo sollievo alle aziende colpite è sicuramente una grande cosa, molto positiva.